terza tappa dei Tesori Veronesi del primo ciclo 2013, riguarda la pianura, è ospitata a Bovolone e nello specifico nella valle del Parco del Menago per il percorso naturalistico, mentre presso il Battistero e la pieve di San Giovanni Battista relativamente al percorso storico-monumentale architettonico. Davvero sono due ambienti bellissimi, uno più interessante dell'altro, proprio perché dal punto di vista storico abbiamo modo di apprezzare un insediamento religioso tipico dell'Alto Medioevo che proprio in queste costruzioni si esemplifica al massimo livello, mentre per quanto riguarda il percorso naturalistico abbiamo modo di vedere e di apprezzare un ambiente naturale davvero in sintonia con quello che è il fiume principe di queste zone, quindi col Menago. Del resto all'interno del Parco del Menago è ammirabile anche una bellissima ricostruzione di un villaggio preistorico e quindi c'è storia che entra proprio direttamente all'interno del percorso naturalistico. Siamo molto soddisfatti del risultato di questa tappa proprio per l'affluenza delle persone, per l'interesse che queste hanno manifestato e anche perché la tappa si è perfettamente posta in linea con il momento, il periodo storico che caratterizza questo ciclo dei Tesori 2013, quindi l'Alto Medioevo. Siamo orgogliosi come Bovolone di avere questa dotazione, questa dote che abbiamo ritrovato e che comunque le amministrazioni anche precedenti alle mie hanno valorizzato. Ecco, devo ringraziare comunque anche molto la provincia per l'interessamento e per quello che ha fatto perché venga inserito anche in un percorso dove questo gioiello non rimanga solo di bovolonesi ma che sia a disposizione di tutti. Ecco, un paese di 16.000 abitanti che oltre a questa zona di interesse culturale e storico ha anche diremo un parco naturalistico dove si sono recuperate alcune varietà e specie di fauna più che altro che erano comunque sparite dalla zona. È un luogo che è molto rilassante, l'avete un posto dove ci si può andare con le famiglie e con i bambini, dobbiamo solo trovare il modo di farlo conoscere alla gente, alle persone, alla provincia, a chi ha occasione di passare di qua perché effettivamente vale la pena visitare questo luogo. All'interno di questo diremo parco naturale è stato ricavato un villaggio preistorico che praticamente riporta alle origini che era quella zona lì, perché effettivamente Bovolone è nato sulle palafitte e sono state ricostruite delle case su degli documenti storici, comunque delle case come erano capanne praticamente di paglia e di legno come erano nella storia, pertanto palafitte, villaggio preistorico, il laghetto e tutto quello insieme che fa riportare un po' alle nostre origini. Alcuni anni fa, proprio durante uno scavo, così si pensava alla gente che viveva 3500 anni fa, come poteva essere l'ambiente, perché non cercare proprio sui dati di scavo, confrontando anche con altre località della pianura, sempre del periodo dell'età del bronzo, in qualche modo di riportare concretamente, diciamo, insomma, la gente, gli studenti, insomma, dargli un'idea di quello che noi scaviamo. Per quello che vediamo alle nostre spalle è la ricostruzione di una porzione di un villaggio dell'età del bronzo. Ognuna di queste capanne raffigura un nucleo familiare e diremo è l'attività di questa famiglia. San Giovanni in Campagna
è una pieve rurale che si trova a 4 km dal centro di Bovolone, sulla strada che porta a Concamarise. È una struttura archeologicamente molto importante perché ha una datazione molto antica. Si pensa che il battistero risalga all'inizio del 1100 e si ha come riferimento un terremoto avvenuto in quell'epoca, successivamente al quale il battistero e la pieve vennero ricostruiti. Sono due blocchi in questa epoca distinti: la pieve, che è costituita da una chiesa proto-romanica, che sono state oggetto di recente ristrutturazione, terminata nel 2009. Nel 2010 è stata inaugurata la ristrutturazione degli affreschi che si trovano all'interno del battistero che è stato riportato alla vita, quindi anche per quanto riguarda le raffigurazioni che si trovano all'interno. Il battistero è stato ampliato nel 1700 ed è stato aggiunto quel pezzetto che si vede oltre la struttura ottagonale dello stesso. Nella fase di ristrutturazione, nella fase di recupero del monumento, sono state trovate anche delle monete risalenti ad epoca medievale, quelle che costituiscono il cosiddetto tesoretto. Questo a maggior ragione conferma le notizie che si avevano sulla datazione di questo splendido luogo. Grande complesso che ha un'importanza fondamentale soprattutto appunto in questo territorio. Per le origini altomedievali è quasi un unicum, che è dotato anche di battistero a forma ottagonale e che ha dato recentemente, grazie proprio agli scavi archeologici, le testimonianze della presenza di un fonte battesimale. Il complesso nasce sicuramente nell'Alto Medioevo, come viene documentato nei documenti appunto del IX secolo, per poi vedere lo spostamento della pieve verso quello che era l'antico castrum di Bovolone. Successivamente il centro demico si spostò verso l'attuale centro abitato proprio del paese, però questo rimase sempre un luogo di una certa importanza e che ha visto poi il successivo sviluppo del primitivo battistero in oratorio, che è stato ultimamente recuperato grazie anche ai restauri fatti in questi ultimi anni. Ringrazio veramente di cuore chi ha permesso la realizzazione di questa manifestazione di oggi. In particolare ringrazio tutte le persone che oggi ci hanno onorato con la loro presenza per aver visitato sia il nostro parco Valle del Menago che questo splendido battistero e la pieve. Io ringrazio tutti coloro che oggi sono stati qui presenti, spero che passino il messaggio ad altri loro amici interessati a questo tipo di percorso di cultura. Ringrazio in particolare la provincia per la sensibilità che ha di queste realtà e invito tutti comunque a fare pubblicità per questo nostro luogo, che effettivamente lo merita, anche per gli amici che questa sera seguiranno il filmato. Pertanto grazie a tutti e buona serata.